Se volete iniziamo. Intanto io vi ringrazio perché per i nostri standard questo è un orario inconsueto. Il fatto che oggi siamo qui così numerosi significa che effettivamente l'argomento è interessante e che siamo riusciti a concretizzare un evento importante, per cui a priori ringrazio i nostri relatori che poi presenteremo e ringrazio l'amministrazione e il comune di Vittorio Veneto. Voi sapete che questa l'attività di commemorazione della Grande Guerra di cui fa parte questo evento è fatta assieme a loro, insieme al Museo della Grande Guerra di Vittorio Veneto e all'amministrazione. Di fatto è per noi un'occasione, un po' per fare conoscere Crocetta e le caratteristiche che hanno questi luoghi, molto particolari a nostro modo di vedere. Certe volte li diamo per scontati e certe volte non ci accorgiamo neanche che ci sono, ma visti da fuori poi un po' alla volta si apprezzano ed è un po' questo il nostro mandato. Io introduco in un certo senso una lettura che farà Michela, perché noi ci siamo occupati e ci occupiamo e speriamo ci occuperemo di quello che è il ricordo e il post guerra. È una cosa un po' particolare, molto spesso si tendono a evidenziare le battaglie, evidenziare gli atti, gli eventi del Montello. Va detto tra l'altro che come Comuni del Montello stiamo organizzando Montello 18, che è un coordinamento di eventi tra tutti quanti, finalizzato a far capire e a promuovere quella che era stata così la storia degli eventi tra il 17 e il 18, che sono salienti per noi. All'interno di questo contesto ci sta Crocetta, che mette a disposizione Villa Pontello. In realtà noi oggi siamo a Villa Ancillotto, perché Villa Pontello, grazie a Dio, ha potuto beneficiare di un contributo per l'abbattimento barriere architettoniche. Voi sapete che quando queste cose accadono è meglio coglierle, e quindi in realtà è un gran cantiere. Però ciò non toglie che tutto quello che possiamo fare in questo periodo per promuovere le nostre finalità e condividere anche con personalità importanti come oggi la nostra storia, lo facciamo. Pontello ha una sua particolarità, è un lascito del signor Luigi Pontello, il quale si rese conto che dopo la prima guerra mondiale la distruzione non era solo esterna, non era solo sulle cose, sugli animali e sui beni artistici eccetera, era anche all'interno delle famiglie, era dentro nelle persone, e ha pensato di lasciare la propria casa e tutti i suoi averi per garantire dignità prima di tutto, ma anche un futuro agli orfani e in particolare alle orfanelle, come le chiamava lui, di guerra. Erano molte in questi territori, sappiamo che non ci sono famiglie che non abbiano dei morti in battaglia o dei morti civili o dei morti di spagnolo, comunque legati agli eventi della guerra. Noi manteniamo fede a questo antico, così non è antico ma ha sempre 100 anni, questo antico intento di Pontello, e proviamo a costruire all'interno di quel posto la memoria delle vicende della fine del post guerra. È per quello che per condividere, per fare entrare un attimo nell'atmosfera della sofferenza delle persone, la sofferenza della guerra io credo sia soprattutto interna. Non sono cose che per fortuna abbiamo vissuto, ma provo a immedesimarmi ogni tanto parlando così in queste occasioni. Proviamo ad ascoltare quello che legge Michela e a capire cosa significava essere orfani di guerra. Credo sia forse
la peggiore delle situazioni in cui può trovarsi un bambino, vedere che il suo territorio, il suo mondo in un certo senso è distrutto, ma è distrutta anche la sua famiglia. Per questo io credo che valga la pena in ogni occasione ricordare cosa è stato per noi e perché in questo posto c'è proprio questa storia. È la storia della sofferenza di chi è riuscito a sopravvivere. Io vi lascio a Michela e permettetemi un ringraziamento formidabile a tutti voi che avete voluto essere con noi oggi, e grazie a tutti i presenti, perché comunque sono occasioni che poi con il passaparola possiamo fare esplodere all'interno di una comunità. Io vi ringrazio. Il racconto di Simioni Elisa, nata a Castelfranco Veneto il giorno 8 settembre 1925, ospite dell'orfanotrofio Pontello dall'autunno del 31 alla primavera del 38. Prima che terminasse il 1931, fummo prelevate e portate a Crocetta del Montello, dove si trovava l'orfanotrofio Pontello. L'impatto non fu dei migliori. Mi ricordo infatti che nel primo periodo piangevo spesso e mia sorella, che mi chiedeva il perché, rispondevo sempre che avevo male alla testa, anche se non era vero. Poi cominciai a fare amicizia con le altre bambine che c'erano già e a godere delle attenzioni che dimostravano nei miei confronti le suore, che essendo canossiane venivano da noi chiamate madri. I miei anni passati nell'orfanotrofio sono stati tranquilli e sereni, forse anche perché ero con mia sorella. Ho cercato di fare tesoro di tutto quello che ho potuto imparare, sia manualmente che intellettualmente. Certo, è stato difficile affrontare il mondo e la vita a meno di 13 anni. La giornata cominciava alle 6:30 del mattino e fino alle 7:30 eravamo nei dormitori dove c'erano i lavandini. Una madre era sempre con noi, anche di notte, e al mattino ci aiutava a lavarci e vestirci, insegnandoci anche ad abbottonarci il grembiule l'una con l'altra e a rifarci il letto. Alle 7:30 si scendeva in cappella, dove un sacerdote veniva tutti i giorni a celebrare la Santa Messa. Alle 8 si andava tutto il refettorio per la colazione, ma specie alla fine dell'inverno trovavamo vicino alla scodella un bel boccone di pane. Voleva dire che era arrivato il periodo dell'olio di fegato di merluzzo. Infatti la madre passava con il fiasco dell'olio e ci versava un cucchiaio da cucina sul boccone di pane, che veniva subito messo in bocca e mangiato. Facevamo la nostra bella colazione con caffè e latte, il pane biscottato. Lo facevamo noi 2 o 3 volte alla settimana. Dopo colazione a turno c'era da pulire il refettorio e il secchiaio. Alle 9 eravamo tutte pronte per la scuola. Alle 12 il pranzo. A turno 3 ragazze in refettorio e 15 in secchiaio. Sì, perché c'era un secchiaio per piatti e bicchieri, uno per le posate e uno per le pentole e tegami, mentre un buon numero di ragazze dovevano asciugare e mettere in ordine le stoviglie, sempre sotto l'occhio vigile di una madre che ci dava l'insegnamento necessario. Finiti i lavori, anche quelle che avevano avuto il turno, si univano alle altre che erano già in ricreazione. Alle 14:30 si andava a scuola di lavoro fino alle 16:30, poi merenda e ricreazione fino alle 17. I compiti venivano svolti in scuola di studio per chi andava ancora a scuola, mentre le più grandi andavano a scuola di lavoro o ad aiutare in cucina oppure dove c'era bisogno. Alle 18:30 si andava a cena, sempre a turno, refettorio, secchiaio, cucina e ricreazione. La giornata finiva in cappella per le preghiere della sera, alle 20:30. D'estate le giornate scorrevano in un modo un po' diverso, perché si stava molto di più all'aperto. Si teneva il cortile pulito, il giardino, l'orto e si raccoglieva la frutta. Al pomeriggio si andava a fare il pisolino, naturalmente sempre durante le vacanze estive. E quando ci si alzava si andava al Piave, che veniva chiamato al campo solare. Si faceva lì la merenda e si tornava per l'ora di cena. Non ci si annoiava proprio, ogni periodo aveva diversi impegni.
Finito l'anno scolastico, c'erano i saggi ginnici che si svolgevano alla presenza delle autorità del paese, dei nostri parenti e anche alla presenza dei paesani. In quel periodo si faceva anche la mostra dei nostri lavori di ricamo. Tutti i sabati di maggio, mese della Madonna, si partiva dall'orfanotrofio al mattino e si andava a piedi ad ascoltare la messa alla Rocca di Cornuda. E anche se si trattava di fare quasi 4 chilometri all'andata e altrettanti al ritorno, per noi era una grande giornata di festa, anche se stancante. Come erano belle le feste natalizie, quando il refettorio veniva addobbato con festoni di toroncini e cioccolate, così come all'Epifania lo stesso refettorio veniva addobbato con le calze, mentre a Pasqua veniva addobbato con le uova sode. Anche i compleanni venivano festeggiati e talvolta eravamo festeggiati in 5 o 6 nello stesso giorno. Era insomma una grande e bella famiglia. Non c'erano però solo le feste, avevamo anche il bucato da fare, visto che i panni da lavare erano molti. Però non era una fatica. Tutto veniva preso come un gioco. In cucina, dove veniva scaldata l'acqua per lavare i panni, la madre metteva a cuocere una pentola con le patate, che ci faceva mangiare ad intervalli per farci riposare, anche se per noi i giorni del bucato erano un diversivo rispetto al solito ritmo quotidiano e quindi un divertimento. Anche i giorni del bagno erano qualcosa di diverso, pur tenendo presente che non c'erano le comodità che ci sono oggi. Mentre nei dormitori c'erano i lavandini con solo acqua fredda, che venivano utilizzati per lavarsi giornalmente, quando facevamo il bagno l'acqua della vasca veniva scaldata. Però il bagno lo facevamo solo una volta al mese e a turno. Perciò, per farlo tutte, si andava avanti una settimana. Per lavarci, come dicevamo noi, a rate, ossia solo qualche pezzo del corpo, con l'acqua fredda, dovevamo rubare quei 10 o 15 minuti alla ricreazione. Anche i dormitori erano freddi, mentre le aule, sia di studio che di lavoro, venivano riscaldate con la stufa a legna. Così, oltre all'educazione, in quegli anni abbiamo imparato a lavorare su tutti i campi, senza imposizioni e con soddisfazione. Ed ora sono una vecchietta di 88 anni che ricorda con piacere quegli anni sereni, certa di aver messo in pratica tutto quello che è stato insegnato. Grazie Orfanotrofio Pontello e grazie alle madri canossiane resterete sempre nel mio cuore. Adesso sono spariti tutti. Buonasera, mi chiamo Gustavo Corni, insegno storia contemporanea all'Università di Trento e ringrazio per l'invito. La prima volta in vita mia che sono a Crocetta e ho già combinato un guaio e quindi non dovrei toccare più. Siamo stati invitati perché appunto Crocetta insieme al Comune di Vittorio Veneto, il Museo di Crocetta e il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto stanno lavorando insieme o stanno provando a lavorare insieme su una riflessione sulla Grande Guerra che può essere appunto anche svolta attraverso i musei. Qui non siamo in un museo e qui come dire, abbiamo la possibilità, grazie a alcuni colleghi che vengono dall'Austria e dalla Polonia, che parlano italiano, tranquilli, il polacco non lo so neanch'io, di offrire, di darvi l'opportunità di qualche sguardo, di qualche confronto, come si intitola la giornata di oggi, che stamattina ci ha visti incontrare in alcuni densi seminari più di un centinaio di studenti delle scuole superiori di Vittorio Veneto e Conegliano, alcuni dei loro insegnanti credo che siano qua anche stasera, e grazie quindi di essere venuti. Se sono tornati vuol dire che gli è piaciuto, perché non sono stati obbligati a farlo né stamattina né stasera, a partire da questa cosa qua, che è un calendario digitale della Grande Guerra. Tra l'altro siete stati tutti pregati di firmare, e se qualcuno per caso non l'avesse fatto, per cortesia lo faccia, perché siccome questo calendario gode di un finanziamento europeo, dobbiamo dimostrare all'Europa, giustamente, che i soldi che ci sono stati dati sono stati spesi bene
e quindi il numero delle persone che partecipano alle iniziative come stasera è importante, anche se la quantità non è necessariamente la qualità, per attestare, come dire, lo svolgimento di una iniziativa basata su fondi europei. Questo calendario è nato più di 2 anni fa su proposta di alcuni giovani miei collaboratori. Io insegno storia contemporanea all'Università di Trento e quindi a Trento abbiamo dato vita a questo progetto che naturalmente, ovvio, non potendo rappresentare un calendario giornaliero, assurdo, né un calendario settimanale della Grande Guerra, ha scelto la cadenza del mese e vi posso garantire che questa cadenza è molto difficile perché avendo iniziato con la prima puntata nel maggio del 2014 e avendo intenzione di arrivare, se ce la faremo, al dicembre del 2018, alla fine avremo inanellato 56 puntate per 56 mesi e quindi uno sforzo, potete immaginare, organizzativo e anche economico non indifferente. L'idea, il calendario si chiama La Grande Guerra più 100, l'idea era quella di in qualche modo richiamare 100 anni dopo quello che è successo 100 anni prima e questo seguendo la cadenza del mese, mese dopo mese. Siamo partiti nel 14, perché questa è la guerra 14-18, anche se magari per il Montello è la guerra, come ricordava il sindaco, 17-18, in maniera assolutamente lecita, comprensibile, anche se per l'Italia, per noi tutti in generale, questa è la guerra 15-18, non possiamo dimenticare che è la guerra 14-18, che inizia ai primi di agosto del 1914, ma siccome siamo storici e siamo pignoli, siamo partiti qualche mese prima perché tutti gli eventi storici hanno delle cause, più o meno remote, che non sempre si possono collocare nel tempo, ma ahimè non potevamo iniziare 2300 anni fa con Adamo ed Eva, non lo so, e quindi insomma ci siamo dovuti dare dei limiti, si fa per dire. Il progetto è un progetto che si realizza appunto, oddio mio, non so cosa faccio, ecco, si realizza senza occhiali, ma non vedo niente, che si realizza mese per mese con la collaborazione di 3 università straniere, l'Università di Innsbruck, l'Università di Cracovia, che è una delle più antiche università dell'Europa orientale, e l'Università di Montpellier, in Francia. Purtroppo i colleghi di Montpellier non sono potuti venire per motivi incidentali e abbiamo con noi 2 colleghe collaboratrici del nostro seminario, l'una da Innsbruck e l'altra da Cracovia. Il progetto cerca di raccontare con gli strumenti della comunicazione digitale vicende che naturalmente sono assai complesse. Io vi presento adesso brevissimamente la puntata che è uscita pochi giorni fa, che è la puntata di febbraio. Raccontare in maniera, ecco così, grazie, molto gentile, in maniera sintetica, ma possibilmente ampia e articolata, vicende storiche, complesse. Febbraio 1916, quindi già vedete che il calendario ci mette nel tempo di allora, non c'è scritto febbraio 2016. E, come dire, qui come in tanti altri casi siamo stati costretti a fare una scelta. Nel febbraio del 1900, vedete che intanto mi confondo, del 1916, a forza di 100 anni prima, 100 anni dopo, inizia la grande battaglia di Verdun sul fronte occidentale. Siamo stati costretti a scegliere e abbiamo messo Verdun in una posizione un pochettino minore, inferiore, diciamo così, qua in fondo, e con un testo in francese scritto dai colleghi di Montpellier, perché a un certo punto ci sono tanti temi, per esempio quello della sanità militare, che in qualche modo si ricollega al problema che abbiamo affrontato prima, sentito prima, degli orfani di guerra, che non possono essere collocati nel tempo. Dov'è che li mettiamo esattamente? Cioè bisogna trovare, come dire, dei compromessi, e a un certo punto abbiamo pensato di mettere
la sanità militare in primo piano rispetto a Verdun. E in grosso modo la puntata si costruisce con un testo principale che racconta in maniera sintetica un tema, quello della sanità militare. Poi ogni puntata, o quasi tutte le puntate, ha una... Si può cancellare questa bestia? Sì, grazie. Ha una cosa che si chiama infografica, che è uno strumento che oggi è abbastanza usuale, immagino che lo vediate sui giornali e spesso anche online, che in maniera semplice e sintetica dal punto di vista grafico ci fa vedere, ci riassume, ci propone dei temi molto complessi. Qua per esempio nelle tavole alla vostra sinistra non ci sono solo, riguarda l'Italia, non ci sono solo la mortalità in Italia, non solo dei soldati, ma la mortalità complessiva, quindi dei soldati e dei civili, ma nella linea sotto, dove c'è una cicogna che porta il fardello, il fantolino, ci mostra anche la non natalità. Perché una cosa a cui magari non si pensa è che se un uomo di 20 anni, di 22 anni muore in guerra, non solo abbiamo perso un uomo, ma probabilmente abbiamo perso 1 o 2 o 3, a quei tempi 4 o 5 figli che quell'uomo, se avesse vissuto, se fosse tornato a casa, avrebbe concepito insieme a sua moglie, insieme alla sua famiglia. Quindi non c'è solo una perdita, diciamo così, evidente, c'è una perdita nascosta che è rappresentata dalla non natalità. Questo per esempio diventa alla fine della Prima Guerra Mondiale un problema enorme per la Francia che ha come nemico la Germania, il nemico al confine orientale, la Francia che sempre ha sofferto cioè dal 1871 soffre di un senso di inferiorità rispetto alla Germania, perché la Germania è demograficamente più grande. E alla fine della Prima Guerra Mondiale, quel 1,5 milioni di maschi francesi che muoiono nelle trincee, non sono solo 1,5 milioni di morti, ma sono anche milioni di bambini che non nasceranno, perché questi uomini, gran parte di loro in età fertile, morendo, non possono creare famiglia, non possono procreare. Quindi lo squilibrio demografico tra la Francia e la Germania, quando finisce la guerra, è vero che la Francia vince e la Germania perde, ma finita la guerra, la Francia si trova da capo con il problema di prima della guerra, che la sua demografia è inferiore, è deficitaria rispetto alla crescita della popolazione tedesca. Poi, scendendo ancora, ci sono appunto, il testo finisce, tutti questi materiali sono originali, i disegni, i testi, le infografiche, sono tutti realizzati da collaboratori del calendario, di cui tra l'altro qui è presente il dottor Kebat, che è redattore del calendario. Tutti realizzati per l'occasione, e mi permetto di dirlo, mi preme dirlo, perché è importante, che questi ragazzi, che sono tutti giovanissimi, sono tutti pagati per fare questo lavoro, che non mi sembra una cosa molto frequente in giro per l'Italia di oggi. Poi abbiamo, per esempio, altri fronti, appunto questo contributo francese in questo caso, e poi infine in fondo alla pagina abbiamo delle fotografie, che sono l'unica cosa non originale, perché ovviamente sono fotografie del tempo. Queste qui, per esempio, parlando della sanità militare, ci presentano immagini che noi abbiamo trovato online senza diritti, perché non siamo in grado di pagare i diritti per una fotografia, in commons, come si dice oggi in linguaggio informatico, ci mostrano alcuni aspetti della sanità militare su scala internazionale, in Francia, in Inghilterra, in Germania. Questo è un dormitorio di infermiere, che assomiglia molto a quel vagone letto, che se qualcuno di voi ama il cinema, a qualcuno piace caldo, accoglie l'orchestra femminile in cui John Lemmon e Tony Curtis si sono infiltrati travestendosi da femminucce per sfuggire ai cattivi gangsters di Chicago.
Le puntate sono tutte costruite più o meno così, ci sono delle variazioni di quando in quando, e soprattutto l'ultima cosa che mi preme, diciamo, di sottolineare, perché è per noi molto importante, motivo di vanto, è che tutte le puntate, abbiamo un banner che ci dice English, sono tutte tradotte in inglese. E anche questo è un impegno organizzativo e finanziario estremamente complesso, però allo stesso tempo ci consente, e stiamo già vedendo qualche risultato, abbiamo tradotto tutte le puntate risalendo alla prima, grazie a questo finanziamento europeo, e tutte le puntate fino all'ultima usciranno in italiano, oppure nelle lingue originali francese, polacco, tedesco, e in inglese, dalla prima all'ultima. Navigatelo. Noi siamo partiti da questo, abbiamo, come dire, per venire qui da voi, vogliamo presentarvelo, basta, poi dopo voi, se ne avete voglia, navigate, ne parlate, c'è social, ci sono i social, c'è Facebook, c'è Twitter, tutte queste robe qua che io non so come funzionano, ma pare che aiutino a diffondere le cose. Quello che a partire da questo calendario noi vogliamo, come dire, proporvi, e per questo magari io pregherei i 3 colleghi di venire qui con me, al mio fianco, perché qua stare da solo mi fa tanta paura. Qui ci sono tutte le puntate, stiamo ritornando indietro sulla linea del tempo, vedete quella linea su cui scorre la pallina, qui abbiamo la versione inglese ma possiamo ovviamente andare alla versione italiana. Tutte queste puntate che finora abbiamo realizzato parlano dei temi più diversi, i Dardanelli, i profughi, i Balcani, la conferenza socialista di Zimmerwald con Lenin in primo piano, mani in tasca, la guerra sugli altopiani tra Trentino e Vicentino, la battaglia delle Falkland, le offensive sull'Isonzo. Stiamo tornando indietro nel tempo, guardate che meraviglia internet. Ci consente di viaggiare nel tempo, sapendo bene i limiti di questo strumento, l'ingresso in guerra dell'Italia, il gas, la battaglia di Ypres, l'Yprite, che prende il nome dalla cittadina belga di Ypres, dove per la seconda volta è stata provata, perché per la prima volta è stata provata il gas sul fronte orientale, nella battaglia di Bolimovo, la guerra in Galizia, la guerra sottomarina tedesca, la guerra aerea, la tregua di Natale, un breve, purtroppo, momento in cui sembrava quasi che l'umanità prevalesse sulle ragioni della guerra, la battaglia di Langemark, il mito dei giovani tedeschi che si sacrificano per la patria, le facce dell'interventismo italiano, la Marna, l'invasione del Belgio e l'intervento della Gran Bretagna, la crisi di luglio, siamo tornati quasi all'inizio, gli spari di Sarajevo, e la prima puntata, la corsa agli armamenti. Già solo questa carrellata ci dà molto sinteticamente un'idea della complessità della guerra, della articolazione, delle prospettive diverse, diversissime della guerra, sulle quali adesso interverranno i colleghi che sono adesso al mio fianco. Prima di tutti interverrà il dottor Kebat, che è appunto il redattore del calendario, che parlerà del fronte occidentale, poi la collega Sondel Cedermas dell'Università di Cracovia, che parlerà del fronte orientale, e poi, last but not least, come si dice in questi casi, la collega Gunda Barz-Kalmani dell'Università di Innsbruck, che parlerà del fronte interno, in particolare delle donne nella Grande Guerra. Non temete, nessuno di noi farà una relazione di un'ora e staremo qui fino a notte, anche perché ci aspettano a cena a Vittorio Veneto, ma cercheremo di fare invece un breve intervento ciascuno per mettere a fuoco le caratteristiche principali di questi 3 facce della guerra, ma le facce della guerra sono tante di più di queste 3, potremmo moltiplicarle all'infinito,
per darvi una idea perlomeno sommaria, non solo e non tanto, diciamo, della complessità di questo calendario digitale, che mi pare abbiate capito che è un'impresa titanica, ma veramente della guerra della quale noi ci stiamo occupando e della guerra che noi cerchiamo di divulgare, di quell'evento storico che ha lasciato anche in questo paese, l'abbiamo capito prima, dei segni fortissimi in voi. Si capisce benissimo dalla lettura che è stata fatta e che ha lasciato segni in tutto il mondo. Quindi io darei la parola al dottor Kebat e poi a seguire agli altre due colleghe, per poi magari lasciare spazio anche a una discussione o delle domande. Prego. Buonasera a tutti, grazie per l'invito intanto. Io, come ha anticipato il professor Corni, parlerò del fronte occidentale. Fronte occidentale che si apre nel 4 agosto del 1914, quando le truppe tedesche varcano la frontiera belga, violando la neutralità, e danno inizio, da quello che a pochi mesi a quella parte sarebbe divenuto il fronte occidentale. Fronte occidentale che non nasce subito, perché molto spesso sembra quasi che inizia la prima guerra mondiale, tutti si trincerano e le linee non cambiano. Effettivamente è vero, il fronte occidentale si muoverà di pochissimi chilometri nel corso della guerra, molto meno rispetto al fronte italiano, per dare un'idea. Si parla di una decina di chilometri di spostamento, non di più. È importante però il fronte occidentale perché in quanto ha dettato più o meno, oltre ai tempi della storiografia, ha dettato anche i tempi e i modi e tutte le novità del primo conflitto mondiale. Il fronte occidentale è quello che dettava le offensive sugli altri fronti. Mi viene in mente le offensive lanciate dall'Italia o le offensive lanciate dalla Russia. Diciamo, è quello che condiziona tutto più o meno l'andamento della guerra, sostanzialmente. Eravamo rimasti al 4 agosto 1914. Il 1914 parte come l'agosto del 1914 doveva essere una guerra che durava pochi mesi. In realtà a ottobre finisce la guerra di movimento, dopo la battaglia della Marna, dopo la battaglia delle frontiere, dopo la corsa al mare, dove per un brevissimo periodo entrambi i contendenti cercano di aggirarsi a vicenda. Inizia lo stallo della trincea. Stallo della trincea che non era previsto da nessuno. Tutti gli eserciti prima del primo conflitto mondiale avevano in mente una guerra di movimento che invece non ci sarà. Chiuso il 1914 con una guerra di trincea, si apre il 1915 con i comandi militari sostanzialmente impreparati, di fatto stupiti dell'andamento del conflitto. Mettiamo, l'esercito francese poneva tutto le proprie aspettative su, come ho detto, una guerra di movimento e le superiorità morali dei soldati. L'esercito tedesco su una superiorità tecnica e logistica di mobilitazione. Il 15 è l'anno della stasi invece, non succede assolutamente nulla nonostante muoiano migliaia di persone. Si cerca invece via alternativa al fronte occidentale, con il coinvolgimento di altre nazioni in guerra. È proprio questo il punto in cui il fronte occidentale influenza l'andamento del conflitto, perché tra le nazioni che nel 1915 entreranno in guerra c'è appunto l'Italia, che allettata dall'intesa entra nel conflitto. Si arriva al 1916. 1916 molti storici lo definiscono come l'anno dell'atterramento simultaneo. Atterramento simultaneo perché? Perché entrambi i contendenti capiscono che la guerra finirà solamente con l'esaurimento di uno dei due contendenti, col logoramento. Declinato in maniera diversa. I tedeschi concepiscono il logoramento più che altro come la distruzione in una lenta ma non troppo grande battaglia campale del nemico principale, i francesi. È questo il caso della battaglia di Verdun. La battaglia di Verdun viene lanciata da Falkenhayn con l'intento di erodere lentamente il nemico francese, che come diceva il professor Corni non aveva tutto questo serbatoio umano che si possa immaginare, e costringere i francesi alla vittoria. Teniamo presente che in questo momento teniamo presente che in questo momento i francesi occupavano la maggior parte del fronte occidentale. L'Inghilterra doveva ancora finire di mobilitare tutta la propria massa di uomini, perché gli inglesi avevano un esercito volontario.
Cosa succede? Al contempo però gli stessi alleati capiscono che il tempo è dalla loro parte e che la Germania, mano a mano che prosegue la guerra, sarà sempre più logorata e sempre meno in grado di sostituire le perdite e di far fronte alla produzione bellica. Dunque, in un certo senso, gli alleati fanno un logoramento di lunga durata, nel senso comprendono che lanciando una serie di attacchi di media intensità, prima o poi la Germania capitolerà. Bisogna vedere a che prezzo, e lo comprenderanno gli inglesi sulla Somme quando nel solo primo giorno di battaglia perderanno 20.000 soldati. Siamo al 1 luglio 1916. Dunque si arriva al 17. 17 è l'anno della grande stanchezza. I soli francesi hanno perso al numero di morti 1 milione di soldati. Solo la Francia. In Italia al contempo i soldati sono stati mandati un reggimento dietro l'altro contro posizioni imprendibili e con risultati modesti, migliori che sul fronte occidentale ma modesti. La Russia è esaurita nel 1916 con l'offensiva di Brusilov, non ha più le forze, le risorse umane e materiali per proseguire. Cosa succede? In Francia succede un evento straordinario, per molti aspetti impensabile per i canoni di allora. Gruppi sempre più numerosi di soldati, che arriveranno al 47% dell'esercito francese circa, rifiutano di ritornare all'attacco. È il grande ammutinamento francese del 17. Ammutinamento francese derivante non tanto da quella che allora fu descritta come la propaganda disfattista, ma semplicemente dalla stanchezza dei soldati. Non c'era una direttrice, qualcuno che propagandava, non c'era comunicazione tra le varie divisioni, c'era semplicemente la stanchezza della guerra. I soldati avrebbero continuato a combattere, citando le loro voci, non più per attaccare ma per difendere il proprio paese. Non sarebbero stati più disposti ad attaccare. In quel momento allora, con la Francia fuori gioco, l'Italia si sa esaurita a Caporetto e fuori dai campi di battaglia per un medio-lungo periodo, la Russia scoppia la rivoluzione, tutte queste cause della cosiddetta grande stanchezza, quanto dietro Caporetto non ci sono istanze molto diverse da quelle che caratterizzano gli ammutinamenti francesi di fatto. La palla, come dire, passa agli inglesi, che tentano una nuova riedizione della battaglia della Somme a Passchendaele, andando incontro ad uno stasi. Forse tutti hanno in mente gli scenari lunari della battaglia di Passchendaele, descritto come un inferno di fango, dove i soldati morivano letteralmente affondando nel fango. Arriviamo al 18. Il 18 è l'anno sostanzialmente degli imperi centrali, un soffio dalla vittoria. Si caratterizza per gli ultimi tentativi, l'unico grande tentativo ultimo tedesco di cogliere la vittoria prima che un ulteriore attore entri in guerra. Sono gli Stati Uniti. Si è sempre nella strategia del logoramento. La Germania sapeva di non poter sostenere un ulteriore anno di guerra e al contempo sapeva di non poter sostenere la superiorità che gli americani avrebbero apportato sul campo dell'intesa. Tentano un'ultima offensiva che, ironia della sorte, si conclude nello stesso punto in cui era fallita la prima offensiva del 14, cioè sulla Marna. Infatti sono 2 le battaglie della Marna, i miracoli della Marna. E di fatto è a quel punto che la Germania, pur non essendo ancora arrivata alla resa ufficiale, ha perso la guerra. La sconfitta arriverà pochi mesi dopo 100 giorni di offensiva, travolgendo le truppe tedesche, ma non disfacendole, come si può dire, e aprendo quella che sarà poi una prospettiva drammatica nel primo dopoguerra tedesco, che sarà quella della pugnalata alle spalle. Molti reparti si sentono traditi dai politici che hanno chiesto la resa, quando in realtà i soldati tedeschi occupavano ancora militarmente buona parte del Belgio e molto territorio in Francia, e in un certo senso uno stato d'animo, un sentimento che non era molto distante poi da quella che sarà la vittoria mutilata qui in Italia e che avrebbe portato ai fascismi negli anni 20 successivamente. Grazie. Buonasera a tutti. Io parlerò del fronte orientale. Il fronte orientale è l'altro teatro di guerra della Prima Guerra Mondiale, anche se sicuramente meno noto rispetto a quello occidentale. Il fronte
orientale fu inaugurato già ai primi di agosto, quando l'Austro-Ungheria dichiarò guerra alla Russia. E il fronte orientale si svolse prevalentemente sul territorio polacco, anche se, come forse sapete, la Polonia non esisteva all'epoca come uno Stato libero e indipendente, non esisteva sulla cartina d'Europa, quando in seguito alla cosiddetta terza spartizione del 1795 il suo territorio fu diviso proprio tra l'Austria, Prussia e Russia, quindi le tre parti del conflitto del fronte orientale. Infatti il fronte orientale si può dividerlo in due linee del fronte. La prima linea riguardava la parte centrale della Polonia, coinvolgeva la Germania da una parte e la Russia dall'altra. Questo fronte inizia infatti in agosto, dopo il 6 agosto 1914, quando la Russia, in qualche modo obbligata dalla Francia, entra e invade la Prussia orientale. Abbiamo infatti la prima vittoria russa, la prima vittoria sul fronte orientale, la vittoria a Gumbinnen tra il 19 e 20 agosto. Come rispondono i tedeschi? Allora, i tedeschi decidono di spostare dal fronte occidentale divisioni proprio dalla Francia e decidono di dare i comandi al generale, ai due generali sostanzialmente, al generale Paul von Hindenburg e al suo braccio destro il generale Erich Ludendorff. Infatti entrambi i generali riescono a sconfiggere i russi ben presto durante la battaglia di Tannenberg fra il 27 e 30 agosto. La vittoria di Tannenberg aveva un forte impatto suggestivo, perché subito dopo la vittoria fu creato il mito di Hindenburg, generale Hindenburg, quale liberatore dell'Oriente, e la battaglia di Tannenberg in qualche modo è stata interpretata come rivincita tedesca della battaglia combattuta ben 500 anni prima, nel 1410, quando i cavalieri teutonici furono sconfitti dall'esercito del re polacco Władysław Jagiellon con l'aiuto dei lituani. Comunque qua questi due nomi dei generali, general Paul von Hindenburg, dopo nominato maresciallo, e del generale Erich Ludendorff, sono molto importanti per il fronte orientale, perché erano proprio questi due generali che erano convinti che il fronte orientale aveva il ruolo chiave nel conflitto. E qua infatti sono entrati un po' hanno litigato un po' con il generale von Falkenhayn, di cui abbiamo sentito parlare un momento fa, che invece era dell'idea che è molto più importante è il fronte occidentale. Quindi questa è la prima linea del fronte del 1914, la vittoria tedesca di Tannenberg della fine di agosto. Dopo abbiamo la seconda grande vittoria tedesca ai laghi Masure. E c'è la seconda linea del fronte, quella che riguarda la cosiddetta Galizia. Cos'era la Galizia? Era la parte della Polonia meridionale occupata dall'Austria. Fin dal 1772 faceva parte dell'impero austriaco.
La Galizia ebbe ruolo chiave sia per gli austriaci che per i russi, perché era considerata la porta verso l'Ungheria, quindi per raggiungere il cuore dell'Austria si doveva passare attraverso la Galizia. E infatti i russi sferarono 3 grandi offensive in Galizia già all'inizio della Prima Guerra Mondiale. La prima offensiva in settembre 1914, la seconda tra ottobre e novembre 1914, quando i russi riescono a conquistare Leopoli, la capitale amministrativa della Galizia, arrivano fino alle porte di Cracovia, quindi l'altra città importante. E la terza offensiva russa del maggio 1915. Infatti già all'inizio del 1915 l'Austria-Ungheria si trova in grande difficoltà sul fronte orientale. Non è casuale che anche i soldati proprio italiani del Trento e Trieste vengono mandati a combattere sul fronte orientale, proprio nella Galizia. E qua tra le principali battaglie che si svolgono in Galizia bisogna ricordare la fortezza di Przemyśl, che abbiamo visto prima sul calendario. Infatti la fortezza di Przemyśl viene chiamata dagli storici ogni tanto Verdun polacca. Aveva un ruolo molto importante proprio per gli austriaci. I russi cercavano di conquistarla ad ogni costo e Przemyśl ha capitolato il 22 marzo 1915. Dopo gli austro-ungarici si fanno aiutare dai tedeschi e insieme riescono a liberare Przemyśl nel 3 giugno e dopo riescono a liberare anche Leopoli tra il 21 e 22 giugno. Infatti nei pressi di Przemyśl si trovano 2 grandi cimiteri della guerra, uno tedesco dove riposano anche i soldati italiani, ma accanto a galiziani, polacchi, cecoslovacchi, ruteni, tedeschi, austriaci, e un altro grande cimitero dei russi. Infatti questo cimitero è considerato una delle più belle necropoli d'Europa. Per quanto riguarda il 1915, tornando alla parte centrale della Polonia, quindi gli scontri tra i tedeschi e i russi, qua bisogna anche ricordare la battaglia di Bolimovo, di cui ha parlato prima il professor Corni, proprio per il fatto che là per la prima volta nella storia fu utilizzata l'arma chimica, cioè i gas. Agli inizi di maggio 1915 e dopo, come sappiamo, quest'arma fu utilizzata su larga scala sul fronte occidentale. 1916 sostanzialmente abbiamo le 2 grandi offensive del generale russo Brusilov, chiamate infatti le offensiva di Brusilov, che sostanzialmente non cambiano di molto la linea del fronte, si sposta di alcune decine di chilometri, ma in sostanza non cambia molto. Nel 1917 c'è l'ultima offensiva russa, dopodiché sostanzialmente il fronte occidentale termina ai primi orientale termina ai primi di marzo 1918 col trattato di Brest-Litovsk. Questo trattato sigla la ritirata russa dal conflitto. La Russia esce definitivamente dal conflitto bellico. E qua vorrei sottolineare il fatto che la Russia non è stata sconfitta sul fronte.
è costretta a uscire dal conflitto per i problemi interni. Ovviamente abbiamo febbraio 1917, la prima rivoluzione che porta all'abdicazione dello zar Nicola II, si istituisce il governo provvisorio e in ottobre la seconda rivoluzione, la rivoluzione bolscevica. Infatti è il governo bolscevico che firma il trattato di Brest-Litovsk, che sigla la chiusura del fronte orientale. Infatti i tedeschi possono spostare tutte le forze su quello occidentale. Grazie. Ottimo. Prima di dare la parola alla collega, mi permetto di sottolineare dal confronto dei due primi interventi che la guerra, come noi ce la immaginiamo di solito, la prima guerra mondiale, cioè la guerra delle trincee, non è caratteristica di tutti i fronti. Il fronte orientale invece è un fronte che si caratterizza per una serie di offensive e di controffensive, di avanzate e di ritirate per decine o addirittura per centinaia di chilometri, soprattutto all'inizio tra il 14 e il 15. È un fronte dove è anche geograficamente impossibile costruire trincee, perché stiamo parlando di un fronte che è lungo migliaia di chilometri e quindi è, anche avendone avuto, come dire, le possibilità materiali, le due parti combattenti non erano materialmente in grado di organizzare un sistema di trincee così come su quel breve fronte occidentale, abbiamo visto la cartina, che era lungo poco più di 300 chilometri, dai 300 ai 3000, evidentemente c'è una differenza enorme. Ma una delle conseguenze, che ci consente poi di passare la parola alla collega Gunda Barskalmani, una delle conseguenze fondamentali di questa differenza tra il fronte occidentale sostanzialmente statico e il fronte orientale, invece caratterizzato da movimenti pendolari, ora uno avanti, ora l'altro dietro, ora l'altro avanti, ora l'uno indietro, significa anche che c'è un'enorme quantità di civili che sono toccati direttamente dalla guerra, perché queste avanzate non si svolgono nel nulla, non si svolgono nel vuoto, ma si svolgono in territori abitati. Magari non densamente abitati, ma abbiamo sentito di parlare di città come Przemysl o Cracovia che avevano o Varsavia che avevano centinaia di migliaia di abitanti. E quindi il coinvolgimento delle popolazioni civili, in questo caso dalle offensive, dalle avanzate, dalle ritirate, è un coinvolgimento molto pesante e molto diretto. Per esempio, gli ebrei che diventano oggetto di particolare, virgoletta, trattamento, di particolare durezza da parte di entrambi i combattenti quando avanzano o quando si ritirano, perché nessuno si fida degli ebrei, né dall'una parte né dall'altra. E ci sono antiche e radicati sentimenti antisemiti che in qualche modo questa guerra terribile fa spuntare. Ma la guerra è anche una guerra dove anche lontano dal fronte c'è un coinvolgimento profondo delle popolazioni civili, in particolare delle donne. Faccio il conduttore televisivo. Il professore Gustavo Corni ha già quasi preparato, ha già fatto la strada per me, ma io vorrei riflettere ancora un po' sui concetti diversi. Quando avete adesso sentito i due interventi dei colleghi sul fronte occidentale e la fronte orientale, significa quasi un approccio geografico. Un approccio geografico che deve dirci oggi che per anni in una discussione internazionale non si è parlato della Prima Guerra Mondiale in un ambito così largo. Perché? Perché nella discussione internazionale, fuori Italia e fuori Austria, la Prima Guerra Mondiale
è solo nel fronte occidentale e ha cambiato solo dopo 89, quando dopo 89 la zona della fronte orientale quasi subito, miracolosamente, al fine dell'impero, dopo il fine del crollo dell'impero sovietico, questa zona della fronte orientale era più vicino in Europa. Allora, la mia tema è il fronte interno. Perché si parla del fronte interno? Anche questo riflette un cambio della storiografia internazionale, perché subito dopo il fine della Prima Guerra Mondiale, quasi in tutti i paesi d'Europa, erano solo gli ufficiali, la gente militare che ha fatto la storia a raccontare della Prima Guerra Mondiale. E questo ha avuto la conseguenza che si è parlato della guerra solo in un modo militaristico. Seconda ragione, nei paesi in cui si è sviluppato il fascismo oppure il nazionalismo oppure il nazionalsocialismo, questo ha anche continuato in questa linea, parlare della guerra solo con un punto di vista, io direi adesso, maschile, militare. Allora, è solo da, diciamo, quasi 20 anni che la storiografia si è cambiata quasi profondamente, perché si è realizzato che quando si parla della Prima Guerra mondiale concentrandosi solo alle zone della battaglia, non è la storia completa. E per questo si è cambiato i punti di vista. E per questo si può dire che quasi da, diciamo, 20 anni si parla e lavora anche sulla popolazione civile durante i periodi della guerra. E quando siamo venuti qui e quando una austriaca come io, che è per la prima volta a Vittorio Veneto, che ha un messaggio significativo non solo per voi italiani, ma anche per gli austriaci, perché è un sconfitto. Grazie, una sconfitta, ma a parte di questo, quando si ricorda le zone qui in termini come vittoria oppure sconfitta, questo continua con quale punti di vista militare e noi dimentichiamo di nuovo la popolazione civile. Parlando della guerra, dà l'impressione che quando si vede qualche film, qualche foto, che un teatro della battaglia è sempre vuoto di non soldati, ma questo non è vero. E soprattutto nelle zone dove la popolazione non ha voluto lasciare le sue le sue case, le sue fattorie, dove perché quando un contadino lascia la fattoria, lascia quasi tutto che possiede. E perché non hanno fatto, anche quando il militare ha detto andate via. Allora, con questo si deve prendere anche in considerazione che nei teatri della battaglia erano gente civile e noi dobbiamo parlare anche di questo. E quando ho ricevuto qui un bel calendario con foto della zona qui, sono anche foto in cui i bimbi e i vecchi persone sono molto vicini ai soldati e questo mostra di che cosa io vorrei parlare. Perché non hanno dato anche a me sto calendario?
Ok, grazie. Dopo. Io ho fatto una discussione a parte, quando tu hai preparato qui tutto tecnicamente. Allora, questo era il mio primo punto. Il secondo punto è quando parliamo sulla popolazione civile e anche un metodo, un assaggio di non continuare a parlare della prima guerra mondiale in un modo nazionale, perché da anni abbiamo parlato della prima guerra nazionale in un angolo così molto, molto nazionale. E adesso chiedo a Gustavo di raccontare la cosa con le portatrici per esemplificare questo, perché tu hai già sentito oggi 2 volte e puoi fare questo più meglio come io. No, intanto grazie alla collega, poi te la ridò la parola, sì, ma intanto ti ringrazio. Le portatrici carniche, cioè donne che vivendo sole con la famiglia, perché i maschi erano tutti alle armi, in Carnia, ma questo avviene da tante parti, per tirare un franco in tasca, perché soldi non ce n'erano, e la guerra porta sempre a un aumento dei costi, dei prezzi della vita, tutti i giorni con le gerle, anziché portare in giro il fieno come facevano da quando erano nate, bambine, portavano fin su alle trincee cibo, rifornimenti, proiettili, rischiando non solo la schiena, quello era ovvio, ma rischiando la pelle per un soldo. Beh, cosa sono? Combattenti? Sono non combattenti? Quante di loro saranno morte scivolando sul sentiero, o si saranno spaccate la schiena, o saranno state colpite magari da un proiettile vagante? Erano donne, povere donne, giovani o meno giovani, che cercavano di tirare a campare. E la loro partecipazione alla guerra è una partecipazione passiva? È una partecipazione attiva? Come le dobbiamo collocare dentro al quadro della guerra che normalmente, come dice la collega, giustamente ci viene di solito raccontata, e noi stessi ce l'abbiamo in testa, come una guerra combattuta da maschi? E questo ci porta a riflettere anche sulle guerre di oggi, dove invece tra i civili e i militari non c'è più nessuna distinzione, e dove ancor più che nel passato le donne, i bambini, gli anziani, i civili in generale sono i veri, purtroppo, tragici protagonisti di queste guerre. Con la storia delle portatrici si può anche mostrare un'altra cosa, perché in Italia si conosce bene la storia delle portatrici nella zona di Carnia. Nessuno parla in Italia delle portatrici nella zona Trentino. Perché? Perché le portatrici nella zona di Trentino, dopo il fine della guerra, erano le portatrici del nemico, e per questo non si è potuto parlare di questo, e anche una vecchia donna non ha potuto raccontare a un nipote che una volta io sono stata una portatrice, perché nel periodo fascista era al lato falso, al lato sbagliato. E quando noi adesso in un'Europa diversa parliamo come fenomeno come quelli, credo non fa senso di continuare con questo punto di vista nazionale. Bene, l'altra cosa. Oggi, quando abbiamo avuto l'incontro con studenti delle varie scuole, al fine del mio intervento ho parlato delle conseguenze del lungo periodo, perché per un giovane di oggi, soprattutto i giovani maschi di oggi che sono abituati a giocare questi giochi di battaglia nel computer, questo è un mondo diverso, e per loro forse non è così facile di fare un collegamento con i loro giochi e di
delle musei di oggi e le temi di noi parliamo questa sera. Ma come si può dimostrare che ognuna guerra ha conseguenze lunghissime? Per esempio, in Carinzia, parte della zona della guerra, diciamo, nei Dolomiti fra l'Italia e Austria, anche oggi, quando si taglia il legno con la sega molto automatica, molto cara, ha il rischio di distruggere la sega, perché anche oggi, 100 anni dopo la guerra, sono pezzi della munizione e pezzi di artiglieria nel legno. Ho sentito pezzi di ferro che rovinano la sega. Ho sentito un altro esempio della vostra zona, che anche oggi si trova il gas di fosgen sono anche, si può morire anche oggi. E quando si pensa dalle giovani del fine della Prima Guerra Mondiale, quando i padri che sono ritornati dalla battaglia erano traumatizzati, le bimbi che forse hanno vissuto qui e hanno vissuto il distruggio della vita civile, anche loro hanno avuto traume diverse, con conseguenze lunghissime, forse anche più di una o due generazioni. Questo è il risultato. Il risultato può essere che molto vicino da un punto famoso come Vittorio Veneto, con un museo che una volta era un museo nel stile militaristico, molto vicino di questo Vittorio Veneto si può sviluppare qui un altro luogo per un'altra memoria, da ricordare gli eventi della popolazione civile durante il periodo della guerra. E per questo oggetto vi auguro veramente un grande successo, ma prima forse abbastanza di energia, perché questo sarebbe qualcosa veramente di nuovo, perché la guerra, come le guerre anche di oggi, non sono solo le guerre dei soldati, ma anche guerre che sono vissuti oppure dove la popolazione civile deve fare esperienze. Grazie. Grazie Valentina. Grazie. Intanto ovviamente ribadirei, mi sembra giusto farlo, un ringraziamento soprattutto alle due colleghe straniere che hanno parlato in uno splendido italiano. Fossimo noi in grado di farlo, ovviamente chi è Paolillo? Chi lo sa? Vabbè, non importa, sarà un nostro amico. Ci sono domande, noi ci saremmo, come dire, fermati, è tutto il giorno che lavoriamo, anche ieri abbiamo lavorato, potremmo anche andare a casa, ma invece se ci sono delle domande, degli interventi, prego, ecco. Buonasera, io volevo sapere perché il mito della Grande Guerra continua ad esserci, nel senso ci sono ancora i recuperanti che vanno in cerca, come diceva prima la professoressa, vanno in cerca di reperti bellici, ma si va in cerca di quelli della Prima Guerra Mondiale. Forse vabbè, erano altre armi rispetto a quelli della seconda, c'è ancora questo fascino, no? Almeno io avverto questa sensazione. Poi ecco, forse l'altra domanda che volevo, come vedono gli altri la guerra, aveva risposto prima che la storiografia sta cambiando, ma forse anche dall'altra parte c'era, come dire, questa creazione, questa costruzione di un mito, perché poi insomma questo, no? Per esempio il rapporto con l'Austria è estremamente interessante, ma per esempio anche il caso della Polonia naturalmente è molto interessante, e dopo darò la parola alle due colleghe. La Polonia nasce come Stato grazie alla Prima Guerra Mondiale, rinasce dopo un secolo, più di un secolo di sottomissione ai paesi che l'avevano divisa come si divide una torta, una buona torta tra tre amici a tavola.
l'Austria, ce lo dirà Gunda, ha perso la guerra, morta lì. Beh, insomma, noi in Italia non possiamo dimenticare che la prima guerra mondiale per noi è una guerra vinta, ma non solo questo, noi non possiamo nemmeno dimenticare che a fronte della prima guerra mondiale da noi vinta, c'è una seconda guerra mondiale assai più vicina a noi. Nessuno di noi ha un papà che gli ha raccontato la prima guerra mondiale, ma tutti noi, credo più o meno, abbiamo un papà che gli ha raccontato la seconda guerra, o un nonno che gli ha raccontato la seconda guerra mondiale. E la seconda guerra mondiale dal punto di vista dell'Italia, guardiamola come vogliamo, il bicchiere mezzo pieno, il bicchiere mezzo vuoto, militarmente parlando è stata una catastrofe. Poi che alla fine abbiamo anche un po' vinta, ok, però i vincitori ci hanno chiamato a un trattato di pace nel febbraio del 47, a un duro trattato di pace nel febbraio del 47, perché l'Italia per gli alleati era un paese vinto. Questo non è l'unica spiegazione alla domanda che pone lei, signora, perché continua a esserci questo mito. Il mito può essere coltivato da tanti elementi molto diversi. Un mese fa ho fatto un giro in Sicilia e sono rimasto, io ho vissuto sempre nel nord-est più o meno, in Veneto per tanti anni, adesso vivo in Trentino da tanti anni. Mi viene anche logico pensare, se abitavo a Vittorio Veneto o se abitavo a Crocetta o se abito a Trento, che, come dire, la vicinanza psicologica, culturale, emotiva con la guerra sia molto forte, sia forte, l'abbiamo sentito anche prima. Ma la Sicilia è piena di enormi monumenti costruiti ai caduti. Ogni angolo di villaggio siciliano, forse il collega è calabrese e potrà dire lo stesso per la Calabria, è pieno di monumenti, ogni angolo ha il suo monumento, bello o brutto. Alcuni di questi costati fatica. Eravamo quest'estate, un mese fa, a Castellammare del Golfo, un bellissimo monumento dedicato ai caduti dai castellamaresi di Brooklyn nel 22-23. Questi avevano fatto una colletta e non credo che a Brooklyn i castellamaresi nuotassero nell'oro per ricordare i loro parenti morti. Dove? Sul Piave, sull'Isonzo, sugli altopiani. Ma caspita sapeva dove erano quei posti quando ci sono partiti, o quando è arrivata la lettera a casa alla moglie, il marito è morto a Doberdò o è morto ad Asiago. Ma dove erano questi posti? O a Crocetta, dove erano questi posti? Eppure è un mito molto forte, complesso, probabilmente le radici sono assai complesse, ma se sentiamo queste due esperienze nazionali molto diverse, vedremo che è così. Il mito ha tante facce, può essere anche un mito negativo oppure positivo. Forse Ioanna vuol dire qualcosa sulla Polonia. Infatti la Grande Guerra portò come risultato la rinascita dello Stato polacco. E quindi di conseguenza la Grande Guerra ha questo significato per i polacchi che è tutto sommato risultato positivo. Lo scopo per cui hanno combattuto i polacchi durante la Prima Guerra Mondiale, soprattutto a fianco dell'Austria-Ungheria, in qualche modo è stato raggiunto. Questo mito è particolarmente, credo, forte nella parte meridionale della Polonia, nella vecchia Galizia, proprio mia città d'origine, Cracovia. Per un altro fatto, perché a Cracovia già prima della Prima Guerra Mondiale cominciarono a nascere quelle organizzazioni patriottiche paramilitari polacche che dopo hanno dato l'origine alla prima brigata di Józef Piłsudski, quindi la legione polacca che nel 1914, 15 e 16 ha combattuto a fianco dell'Austria-Ungheria e dopo, in seguito alla cosiddetta crisi di giuramento, quando si sono rifiutati di prestare giuramento all'imperatore Guglielmo, per punizione sono stati imprigionati oppure mandati proprio qui sul fronte italiano. Comunque la prima legione polacca
di Piłsudski in gran parte durante il ventennio ha creato l'elite politica, quindi la classe dirigente polacca, quindi il mito di Piłsudski della legione polacca era molto tuttora è molto sentito in Polonia, soprattutto nella parte meridionale, nella vecchia Galizia. Per ventennio naturalmente intende il periodo fra le due guerre mondiali, dove la Polonia è stata una repubblica dal 19 al 39 finché la Germania non l'ha invasa e conquistata. La parola il mito della prima guerra mondiale in un contesto austriaca non esiste, perché la prima guerra mondiale che era perduta non è sviluppato in un mito della guerra. E si deve dire che quando il centenario si sia avvicinato, si è pensato se il governo austriaco deve fare qualcosa. Erano proposte da Parigi, erano proposte da Londra, facciamo qualcosa insieme, ma Austria ha deciso non era la nostra guerra, era una guerra di un altro periodo. Ma miracolosamente, quando in un altro livello, non un livello nazionale, ma quando qualche provincia di Austria di oggi, come Tirolo, come Austria inferiore, hanno preparato esposizione, hanno chiesto anche alla gente nei città, nel paese: avete ancora oggetti della memoria? Avete ancora oggetti del bisnonni, dei parenti? Miracolosamente hanno ricevuto tantissimi materiali. E i storici devono concedere che prima di questo centenario anche noi abbiamo parlato in un senso che la prima guerra mondiale è una memoria fredda, non esiste più, ha solo un senso per i storici, per la gente che ama la storia e così e così. Ma interessantemente nella memoria familiare le tracce della prima guerra mondiale hanno quasi mai finito, erano quasi mai interrotto. Chiaro, sono famiglie in cui quando un cambio della generazione succede, la nuova generazione pensa a queste vecchie cose non mi interessano di più, ma sono più case in cui la famiglia, anche quando non può decifrare queste lettere, anche quando non si sa bene chi è il nonno, chi è la nonna, si continua a tenere. E noi abbiamo fatto già anni fa appelli: se le famiglie non sono interessate di più in questi oggetti vecchi, al luogo di distruggere, mandate questo ai musei, a iniziative come quello. Allora il mito non esiste, ma la memoria privata, adesso sono convinta, esiste chiaramente. Prego, c'è una domanda. Mi chiamo Roberto, dico il mio nome perché sono originario di Alano di Piave e chi conosce questi posti sa che Alano è stata zona proprio di teatro, di battaglie, di confine, di fronte. Io ho avuto la fortuna di avere un nonno che ha combattuto e che ho anche conosciuto ed è stato decorato anche di medaglia d'argento al valor militare, quindi un personaggio che per quanto poco raccontava, perché non era uso dei nostri vecchi combattenti raccontare con particolari, con dovizie, i propri patimenti. Era una cosa che evitavano, solamente se sollecitati o in casi molto particolari si riusciva a carpire qualche cosa. Ed è stata proprio per me, che sono
da allora, da quando ero piccolo, proprio appassionato nel conoscere appunto le vicissitudini dei nostri vecchi, dei nostri antenati, e per questo appunto ho anche tentato di studiare, non come l'avete fatto voi, che è un lavoro mirabilissimo che sicuramente andrò a studiare più avanti. Ho tentato appunto di conoscere più approfonditamente appunto la nostra storia, ma soprattutto, come diceva la professoressa, di quella gente che ha subito la guerra, non che l'ha fatta, che l'ha combattuta, ma di quelle popolazioni che ugualmente hanno subito, nonostante la loro modo di essere, il modo di vivere, soprattutto i vecchi, i bambini, le mamme, e di questo mi sono preoccupato, e in base a questo ho tentato di fare anche un lavoro che sto portando per le scuole, per i giovani e anche in teatro, un lavoro che parla appunto attraverso aneddoti, situazioni non ufficialmente riconosciute della storia grande, nella grande storia, e lo racconto perché penso che sia dovere dei più vecchi, di chi conosce queste storie, raccontare ai giovani un monito che è la nostra vita, che è il modo di vivere attuale, che è frutto appunto di quello che hanno vissuto i nostri vecchi, i nostri genitori. E questo mi sono preoccupato di fare, e lo divulgo quotidianamente attraverso le scuole. Volevo comunicare questo. Grazie molte. Prego. Volevo aggiungere molto simile a quanto diceva il signore adesso. Io ho avuto una nonna invece che l'ha vissuta la guerra. Lei era del 1883 e vedova di guerra con 3 bambini, è andata profuga. Allora, questo, noi qui siamo a Crocetta del Montello, Città del Montello che all'epoca aveva meno di 6.000 abitanti, 5.800, una cosa del genere. 5.000 di questi sono andati profughi. Nessun altro è rimasto perché un buon numero degli altri erano in guerra, gli uomini validi. Qui non è che siamo stati invasi dagli austro-ungarici, perché il fronte era a 4 km a est qua. Però era stata zona di bombardamento a tappeto. Allora questa società, dove c'era una grande fabbrica, che era l'Opificio Veneto, che occupava un sacco di gente, le filande, poi c'era l'agricoltura, c'era il Montello appena abitato da poco, e si è sparpagliata tutta questa gente di questi territori, e non qui vicino, perché i primi che sono andati a profughi erano i friulani, che sono arrivati per primi e sono fermati più vicino, e i nostri siamo andati fino in Sicilia e su tutti i paesi. Questo ha comportato la memoria, ma no, qui non c'era mito, il mito si è riparlato un po' adesso con la faccenda del centenario. Noi ci siamo vissuti dentro perché abbiamo tutte le vie dedicate ai personaggi, vie, le piazze dei personaggi della Grande Guerra, però non ce ne rendevamo neanche conto, la stragrande maggioranza. Ma quello che è ritornato dal profugato, quello sì è stato tragico, perché tutto quello che mi ha raccontato mia nonna e che si raccontava nelle case quando eravamo bambini non era della guerra veresata, ma era delle sofferenze e dei disastri e delle malattie e di quelli che non sono tornati, che erano partiti a profughi, perché moltissimi sono rimasti bambini, soprattutto i vecchi dove sono partiti. Questa è la parte che mi ricordo proprio profondamente, e ho ascoltato con interesse la parte non esatta della relazione della professoressa. Grazie. Sì, grazie. Prima di dare la parola alla signora, alla metà degli anni '80, quando abitavo da queste parti, a Vidor mi invitarono a partecipare a un progetto, forse qualcuno di voi lo avrà, la storia di Vidor in 2 volumi, che ha avuto anche un notevole successo, e un bel libro. E siccome io sapevo il tedesco, semplicemente per quello, il curatore dell'opera mi chiese, io non me ne ero mai occupato, se andavo a Vienna in archivio a studiare l'occupazione di Vidor nella Prima Guerra Mondiale. Non me ne ero mai occupato, nel 17-18, no? Dopo Caporetto.
E sono andato in archivio convinto che un tema del genere, caspita, avesse suscitato nel passato studi, attenzione, interesse da parte degli storici o cose del genere. E rimasi davvero sorpreso, e ho scritto anche qualche cosa su questi temi, dal silenzio terribile che è durato dal 18 fino a oggi. Il libro di Ceschin sugli esuli di Caporetto è della metà degli anni 90, no, dei primi anni 2000, insomma è un libro che ha una decina di anni, comincio a invecchiare per cui gli anni che passano sembrano mesi, ma è chiaro che non se ne poteva parlare. I pochi che scrivevano erano i sacerdoti, per esempio. Ci sono un po' di memorialistica dei sacerdoti, per esempio su Segusino o altri su altri luoghi, dove c'era il silenzio in generale, ma il silenzio sui profughi, sia quelli come voi, diciamo virgolette, di qua, sia quelli come per esempio quelli di Segusino o di Pieve di Soligo o di Valdobbiadene di là, cioè nelle terre occupate dagli austro-ungarici. Quello è un silenzio doppio, triplo, perché questi cristi, poveri cristi, non sapevano dove andare e non era mica tanto bello poi ricordare che non erano stati poi granché, come dire, accolti. D'altro canto, cosa c'era da dividere? Quel pochissimo che c'era da dividere era difficile dividerlo con della gente che arrivava magari da 10 km, 20 km più in là, per cui ci sono svariate migliaia, parlo adesso di quelli di là che ho studiato io, quelli di qua li ha studiati Ceschin, svariate migliaia di profughi cacciati dagli austro-ungarici perché abitavano troppo vicino al Piave e non li volevano in mezzo ai piedi perché il Piave era ovviamente fronte, i quali si sono trovati semplicemente per strada, e questi profughi, come diceva anche lei, erano donne, anziani e bambini. Prego. Mio nonno era nel 1906, era qui di Crocetta, è andato profugo durante la guerra a Pezzano di Strana. Vorrei far presente che per i civili che abitavano in queste zone spostarsi di 20 km era come andare in un altro stato. Tra l'altro venivano rifiutati, non li volevano nemmeno dormire nelle stalle, e questi erano bambini, venivano visti come ladri, briganti e gente da cacciare, persone che abitavano a 20 km in linea d'aria. Su questo bisognerebbe molto riflettere. Poi c'è da dire anche un'altra cosa. Il mito, volevo rispondere alla signora di là, il mito della prima guerra mondiale. Il mito non l'ha creato la popolazione, l'ha creato purtroppo il ventennio fascista che è venuto dopo, quando da noi ha iniziato a costruire il monumento ai caduti di qua, e l'ossario di là, e un altro ossario più grande ancora, poi c'era quello per il milite ignoto, e di tutto un po'. C'era bisogno della vittoria di creare uno spirito nazionale molto forte. I caduti della prima guerra mondiale erano uno strumento, chi non aveva un morto in casa e chi non voleva piangere su una tomba e portare un fiore su un luogo dove questi ragazzi erano morti a migliaia. Io ho l'esempio qui del Grappa o dell'ossario qui del Montello, dove c'è in Nervesa, dove ci sono migliaia di soldati sepolti. Purtroppo il mito molte volte lo crea la storia, lo creano i postumi, anche chi non l'ha vissuta. Quelli che hanno vissuto, io ho dei ricordi di mio nonno che mi diceva la prima guerra mondiale è stata tremenda e lui era ragazzino, la seconda è stata peggio. Proprio per tutte loro i tedeschi, ad esempio nella seconda guerra mondiale mio nonno aveva i tedeschi in casa, cioè lui aveva i telegrafisti in casa e mi raccontava, io andavo a letto la sera, non sapevo se mi sarei svegliato la mattina, ma non perché avevo paura dei tedeschi che avevo in casa, avevo paura di chi stava fuori, che perché avevo i tedeschi in casa mi lanciassero una bomba. Cioè la popolazione civile veramente ha vissuto queste guerre tra l'incudine e il martello. Non erano difesi né da una parte né dall'altra. E molte volte quando noi studiamo la storia ci dimentichiamo di questo, di tutte queste persone che hanno vissuto in prima persona la guerra e non hanno potuto neanche dire la loro, perché se la sono trovata in casa prima per una parte e poi dall'altra. Una proposta, quando si prepara qui qualcosa per l'anno 17-18, perché non si fa una raccolta di queste storie private che sono anche
parte della memoria familiare. Si sa bene dalla psicologia familiare che i nonni raccontano cose ai nipoti che non raccontano ai figli. E adesso abbiamo qui, diciamo, l'ultima generazione che ha sentito le storie dei nonni oppure nonne. Allora è tempo di farlo adesso. Sì. A proposito del rifiuto dell'Austria di creare dei momenti legati alla memoria, al mito, alla guerra assieme alle altre nazioni, mi domando se questo faccia parte un po' di quel luogo comune che vede un po' gli austriaci sempre con una certa superiorità nei confronti degli altri popoli, oppure se in realtà sia solo un offrire un'opportunità alla pace, non ricordare ciò che è stato fatto. Glielo dico perché comunque nell'immaginario collettivo che la collega e anche altri hanno raccontato, non è che gli austriaci siano sempre stati visti molto bene qui dalle nostre parti, soprattutto anche perché qui c'è stata un'occupazione notevole, no? Mentre hanno tutto il mio rispetto per quel che riguarda per esempio la cultura, perché la scuola è stata portata in Italia proprio dagli austriaci, siamo a metà dell'Ottocento, quindi non direi che tutto quello che abbiamo vissuto relativamente a questa vicinanza sia negativo, ma la prima guerra mondiale porta con sé tante brutte cose legate proprio al popolo, che non bisogna dimenticare solo perché stiamo parlando di storia. E allora mi domando, ma questo atteggiamento degli austriaci cos'è? Cos'è? Una volontà di dimenticare per passare ad andare oltre? Oppure una forma di, non so, risentimento magari, non saprei neanche io come vederla. Domanda alla professoressa, volevo sottolineare una cosa. Lei aveva parlato della Sicilia, che ci sono troppe... Allora, io sono siciliano. Il discorso della Sicilia è questo. Io ho avuto 2 bisnonni e mio nonno paterno che hanno combattuto nella prima guerra mondiale. Hanno avuto ovviamente dei traumi non indifferenti, anche negli atteggiamenti, perché vivere in trincea con i morti non è questo. Però la prima guerra mondiale ha portato una cosa, l'unione delle coscienze. Cioè mio nonno e i miei bisnonni, chi ha combattuto nella prima guerra mondiale, perché io ho avuto la nonna, mia nonna che è nata nel 14, morta 3 anni fa, 5 anni fa, 96 anni, che mi raccontava lei quando il padre è rientrato i suoi traumi, però era orgoglioso di una cosa, perché c'era l'unione delle coscienze, cioè si sentivano un unico popolo, perché hanno combattuto per la patria, questo sì. Poi una mia curiosità alla professoressa, quando si parla della Strafexpedizione, della spedizione punitiva, ai ragazzi e alle giovani generazioni, quando si parla di questo, la mia curiosità, visto che ormai i vecchi sono morti e quindi non c'è più la situazione, la rivalità Austria-Italia, come vedono le nuove generazioni, come commentano questo discorso riportandolo anche ai nostri tempi, come vedono l'Italia in questo caso? Forse per chiarire questo, io forse quando parlo con mio angolo, col mio punto di vista sulla prima guerra, io sono, diciamo, parte della frazione della storia femminile e questo anche in Austria non è la storia dominante, primo punto. Secondo punto è quando si parla sui temi come l'occupazione, per esempio l'occupazione delle truppe austriache qui nel Veneto, oppure nella Galizia, oppure nella Serbia. Noi sappiamo bene che, a parte delle cose strategiche e tecniche, un grande tema di cui quasi nessuno ha lavorato è la storia della forza, Gewaltgeschichte? La storia della violenza. E solo recentemente sul fronte occidentale si è
cominciato di integrare punti di vista come storia di violenza. Questo non è ancora arrivato alla zona dell'occupazione austriaca qui in Venezia, oppure Galizia, oppure Serbia. Io conosco colleghi che lavorando adesso su questi temi. Allora, la domanda sua era come Austria ha reagito alle proposte di Sarkozy e Cameron. Per chiarire questo, le due proposte non erano proposte di fare qualcosa comune, ma Sarkozy ha avuto un piano e anche Cameron ha avuto un piano di celebrare la Grande Guerra. E con questo termine siamo nella stessa discussione, perché per gli austriaci non era la nostra grande guerra, e anche sul punto di vista giuridico la Seconda Repubblica austriaca non ha un legame con l'impero austriaco ungherese. Invece la Francia legalmente ha giuridicamente ha un collegamento, come la Gran Bretagna e anche la Gran Bretagna. Anche dal punto di vista giuridico, l'Austria no, c'è una rottura giuridica. Grazie. E per esempio anche l'alleanza fra Gran Bretagna e Francia, che esisteva prima della Prima Guerra Mondiale, esiste ancora. E per questo il governo austriaco, come il governo tedesco, ha detto sorry, ma questo non è il nostro obbligo, è il nostro tema. E per questo le province in Austria e le musei nelle province di Austria, allora non il livello Stato nazionale, ma le province, loro hanno sentito che la memoria della Prima Guerra Mondiale esiste ancora, e per questo hanno fatto esposizioni varie. E così si è cambiato anche la conoscenza della vastità dei oggetti. Parlando della Strafexpedition, per dire la verità, nelle scuole in Austria l'importanza della Seconda Guerra Mondiale e la cosa del nazionalsocialismo e tutto questo è più dominante, e quando tu chiedi un studente come abbiamo l'età come abbiamo avuto oggi nella sala, che cosa è la Strafexpedition? Lui non capisce bene di cui si parla in Austria, perché la Strafexpedition in Austria è conosciuta solo dai esperti della Prima Guerra Mondiale. Sindaco, ci salutiamo. Io vi ringrazio, ma ringrazio soprattutto la platea che ha partecipato così attivamente. Devo dire che ci sono spunti anche per un comune piccolo come il nostro per lavorare e lavorare bene. Io credo che stasera, e correggetemi se sbaglio, si sia creato un legame. Cioè ho capito, cosa che probabilmente finora non l'avevo fatto, ho capito che siamo parte di un sistema e che non lo siamo perché magari creiamo i contributi, i progetti, quelle cose là. Lo siamo perché c'è un idem sentire, c'è un progetto da sviluppare che significa portare avanti una conoscenza e una condivisione. Vi ringrazio per questo, vi ringrazio perché credo nella piccolezza della mia formazione in questi ambiti di aver fatto un passetto avanti, e credo che il nostro lavoro all'interno delle operazioni e degli eventi della Prima Guerra Mondiale stasera si sia dato una sua connotazione molto precisa.
mi sono sentita parte di qualcosa di più grande col cuore, cioè con la popolazione, col modo di sentire che c'è stato in quegli anni e che in fin dei conti penso abbiate capito anche voi che è attualissimo. Io vi ringrazio e vi ringrazio. Posso dire alla prossima? Grazie.